dopo diciamo, un percorso classico di laurea anche in legge, poi ho sentito la necessità proprio di esprimermi attraverso l'arte, quindi anche di coltivare questo desiderio che avevo da sempre. E ho iniziato con il figurativo, attraverso un progetto artistico personale che aveva come simbolo la farfalla, che comunque è foriera di positività. Successivamente poi sono passata diciamo, ad esprimere uno stile personale nell'astratto, portando anche quello che è la mia Sicilia, quindi l'Etna, il mare siciliano, attraverso una tecnica particolare. Infatti qui a questa mostra ho portato proprio l'alba, le luci dell'alba, le cime innevate, i riflessi e anche proprio quello che è diciamo, la lava, il fiume incandescente della lava. Quindi proprio vari momenti ecco, della giornata e vari giochi di luce. Mi piace proprio coinvolgere lo spettatore in quelli che sono i colori, le emozioni proprio tipiche della Sicilia, e l'Etna è proprio una di queste. Questo genere di pittura riguarda la composizione e scomposizione delle facciate. Riusciamo a organizzare una serie di altre figure, per esempio una donna che compone la barba di questo soggetto. Qui c'è un pinguino e un papero. E costituiscono praticamente questa nuova genere di fare pittura. Come si vede per esempio in queste fasi, il rapporto diciamo, della terra attraverso l'albero d'olivo crea la trasformazione del soggetto. E anche maggiormente per quanto riguarda l'intervento sul territorio. Il comportamento delinquente sta cercando di modificare il territorio senza tener conto delle difficoltà che incontra poi nella stessa conservazione. Sono molto contenta e orgogliosa oggi di essere qui a questa mostra dei 6 pittori speciali e mi fa molto piacere di fare parte di questa mostra. Ci sono le mie opere insieme a quelle degli altri artisti e mi fa piacere che ho conosciuto anche altri artisti, perché nelle altre collettive c'è sempre molta confusione. Guardando i miei quadri avrete capito che sono molto appassionata di questi paesi, l'India, l'Africa, delle varie etnie, i costumi, i colori che mi attirano molto. Per me i colori sono molto importanti, penso che l'avrete capito dai miei quadri, perché rappresentano proprio la vita, il sole, la natura. Mi sento particolarmente legata a questa opera perché rappresenta l'India, l'Africa, il Giappone e anche l'Europa. In effetti c'è un mio autoritratto dove mi sono concessa di mettermi insieme a queste donne perché faccio parte anch'io di tutte le donne del mondo. Rappresentato per me una tappa importantissima della vita. In questo modo io sono riuscita a esprimere quello che dentro di me era importante che uscisse, perché la mia vita è sempre stata molto schematica, molto rigida, molto dedicata alla malattia. In questo modo io riesco a esprimere quello che potrebbe essere la mia necessità di andare oltre il reale. Io vorrei entrare in una situazione di tipo cosmico che mi trascina, mi porta e mi dà serenità, felicità e benessere. Quindi il fatto di essere qui in questo momento è una situazione nuova, nuovissima, ma molto gratificante per me.
qui oggi espongo con una capsule collection di figure femminili che si chiama Women Dream Art e che è composta da una serie di visi di donne che rappresentano la connessione tra la bellezza, l'arte, la classe e soprattutto i colori, le emozioni, il modo di comunicare. Attraverso questi volti io rappresento tutte le sfaccettature dell'animo femminile e mi piace molto anche contestualizzarli nell'ambito di colori forti, di aspetti che rappresentano emozioni importanti attraverso anche la materia come i fili d'argento, i petali, i fiori e tutto quello che è un po' il simbolo, la cifra della mia arte pittorica. Vi presento l'opera che si chiama Anima numero 1, rappresenta appunto una proiezione di mia figlia, come la vedrò io da grande, insomma da adolescente, quello che può essere un insieme di aspetti che caratterizzeranno la sua sensibilità, la sua vita, la sua emotività, l'argento della bellezza che l'attende, ma anche questo atteggiamento introspettivo che spero mantenga e che possa guidarla sempre poi nella vita insieme a tutte le emozioni positive che le auguro.